Dopo mesi di silenzioso lavoro fatto con il territorio e con ANAS, oggi sono stati presentati gli esiti dello studio di traffico commissionato dalla Regione nel novembre dell'anno scorso. Uno degli esiti di fatto che sono stati una sorpresa sia per la Regione, per i sindaci, ma anche per la stessa ANAS, perché di fatto noi abbiamo sempre pensato che per risolvere definitivamente i problemi di sicurezza della Romea servisse una variante in nuova sede lungo tutto il tracciato della Romea che interessa il Veneto. In realtà ne è emerso che servono degli interventi puntuali. La variante in nuova sede serve nella parte bassa della Romea. Per quanto riguarda la parte di rettilineo che costeggia il canale Novissimo, ne è emerso che il raddoppio che ANAS sta già progettando nel piano Romea per la messa in sicurezza in sede può essere sufficiente, e poi rimane di fatto la parte alta, come bypassare Marghera e l'allaccio all'autostrada. Uno studio che ha messo in evidenza che l'origine e la definizione del traffico pesante che c'è sulla Romea trae origine o destinazione a nord e sud di Chioggia, e vi è molta presenza di aziende nel piovese, quindi vi è la necessità di fare questa variante nella parte sud del Veneto, collegandolo anche alla 434 e alla Transpolesana. Quindi di fatto si ridimensiona tantissimo l'intervento che si pensava fosse necessario in termini di costi, in termini di consumo di suolo, e diventa tutto sicuramente più realizzabile, e il mandato che diamo come Regione ad ANAS è quello di iniziare la progettazione della variante della Romea a sud, quindi la variante la chiamiamo di Chioggia e Rosolina nella parte sud del Veneto.